Treviso ha dato e adesso capisco le difficoltà del prefetto, però dovrà trovare altre situazioni, in attesa però che venga messa la parola fine a questo grande flusso di migranti provenienti dall'Africa, perché era stato anche promesso in campagna elettorale dalla Premier Meloni, e quindi è giusto che si dia continuità a quelle promesse. 2 stoccate in un colpo solo al governo, che non riesce a contenere gli sbarchi di richiedenti asilo sulle coste, e a chi ha snobbato il protocollo ANCI per l'accoglienza diffusa. E di fronte al bando pubblicato dalla prefettura per individuare altri 400 posti per migranti, il sindaco di Treviso Mario Conte blinda, almeno politicamente, le porte dell'ex caserma Serena. Devo dire che ce l'aspettavamo, nel senso che gli arrivi sono continui. Questa volta però la posizione del Comune di Treviso nei confronti della prefettura, e non vuole essere assolutamente polemica perché ne ho parlato serenamente col prefetto, è una chiusura nei confronti della disponibilità della caserma Serena, che oggi conta già 520 persone, che noi riteniamo eccessive e che rischiano di creare un problema sociale. Ma la scadenza del bando prefettizio è prossima, il 28 agosto è dietro l'angolo. L'allora decreto Salvini ha smantellato buona parte dell'accoglienza in piccole e medie strutture. Se non emergeranno disponibilità significative dal territorio, si avvererà la previsione di Conte, quella delle tendopoli. Da qualche parte queste persone devono essere accolte e quindi soluzioni alternative io non ne vedo. Ma il primo cittadino di Treviso è pronto a fare la voce grossa. La Marca è l'unica provincia veneta a ospitare 2 maxi centri ministeriali di accoglienza, ex Serena ed ex Zanusso di Oderzo, la cui chiusura è sempre stata promessa ma mai realizzata. Con 1000 arrivi in Veneto a settimana, anche gli altri territori, dice, saranno costretti ad aprire strutture analoghe. Ma io credo che questa sarà una soluzione, nel senso che comunque quando arrivano vengono distribuiti adesso circa in modo equo nelle varie province, e ogni prefetto avrà le stesse grane rispetto al prefetto di Treviso, quindi delle soluzioni devono essere trovate. A Treviso tutti quanti si sono sentiti un po' più tranquilli perché c'era la caserma Serena, ma oggi il sindaco di Treviso dice basta la caserma Serena.